Finalmente nel nostro programma è previsto di togliere il bollo. È uno dei temi più cari a Forza Italia. Roberto Caon, candidato alla Camera nella lista plurinominale per il Veneto Alta Padovana, punta ad eliminare il bollo auto. Si recuperano sia dei soldi per le famiglie e anche un'incombenza che il più delle volte rompe le scatole e certe volte non si ha proprio quei 250 euro o 300 euro in un colpo per poter pagare il bollo. Io ho previsto nella mia legge che ho depositato ancora parecchi mesi fa, circa 2 anni fa, una rimodulazione con una piccola accisa. E la base imponibile si allarga. Abbiamo tantissime persone che percorrono le nostre strade con targhe straniere, abbiamo tanta gente che non paga il bollo e poi il recupero è sempre molto difficile. Mettendo a posto tutto questo, mediamente si va a risparmiare da un 50 al 70%.